protagonisti del racconto fra equivoci, malintesi e un colpo di scena finale. Vicenza ha ospitato questa mattina la conferenza dei musei del Veneto e l'assessore Zorzato ha invitato le 300 realtà in regione a fare rete. La Regione ha scelto Vicenza, nello specifico Palazzo Leone Montanari, per la 15ª edizione della Conferenza dei Musei del Veneto, una realtà forte di circa 300 esperienze. Mai come ora, ha detto in apertura dei lavori il vicepresidente e assessore regionale alla cultura Marino Zorzato, credo sia necessario che anche chi si occupa del settore museale faccia rete, faccia sistema al di là della crisi economica. Questo tipo di condotta infatti diventa ineludibile. La rete museale è uno dei pilastri su cui fa affidamento il Veneto per dare valore aggiunto alla candidatura di Venezia e del Nord-Est a Capitale Europea della Cultura 2019. Abbiamo l'ambizione di concorrere a questa idea di Venezia Capitale della Cultura. La nostra straordinaria rete museale non può che essere un tassello di questo mosaico. D'altra parte la Regione, anche questo ricordavo in apertura del convegno, quest'anno ha distribuito su fondi europei, quindi bravissimi i miei dirigenti a concorrere e ottenere questo finanziamento, 15 milioni e 300 mila euro per la rete museale. Ma per la prima volta, al di là dei grandi musei importantissimi per il Veneto, siamo riusciti a finanziare anche le reti museali, cioè chi si mette assieme, chi fa sistema.